Come loro negli anni 60 hanno ottenuto questa autonomia con alcune persone che hanno messo la dinamite nei tralicci, potrebbe succedere che anche qualcuno di noi si spazientisca e faccia arrivati vandalici estremi che vorremmo non esistessero. Mai la tensione tra il Trentino Alto Adige e i comuni veneti di confine è stata così alta. La legge di stabilità porta infatti ai comuni dell'altopiano un'amarissima sorpresa. Un emendamento presentato alle 2 di notte sulla legge di stabilità, all'insaputa di tutti gli altri parlamentari, l'Alto Adige ha cercato di bloccare i fondi ODI sostanzialmente. Dunque i fondi che aiutano i comuni veneti di confine a sopravvivere alla concorrenza a statuto speciale del Trentino Alto Adige cambiano regolamento. D'ora in poi per spenderli bisognerà accordarsi con Trento e Bolzano. Non solo, una parte di questi finanziamenti dovranno essere impiegati per progetti transregionali. Tradotto, i soldi del Veneto li spenderà il Trentino Alto Adige. L'ironia, racconta Giosse, che a presentare l'emendamento è stato un deputato eletto a Bolzano, ma veneto, Gianclaudio Bressa, ex sindaco di Belluno dal 1988 al 1993. Vogliono farci morire, non accettano una concorrenza leale e stanno vivendo per la concorrenza sleale data dal fatto che mentre noi versiamo le tasse che vanno a Roma, loro le tasse se le tengono. Della questione è stato immediatamente informato il ministro Del Rio. La crisi economica sta rendendo la differenza di trattamento tra Veneto e Trentino Alto Adige drammatica. Come mai i movimenti dei porconi ci sono in tutta Italia e non in Trentino Alto Adige? Sarebbe bene che la politica si interrogasse su queste cose, si chiedesse perché c'è chi non fa sacrifici perché gode di un regime fiscale agevolativo che gli lascia i 9 decimi di quello che creano come ricchezza regionale.